Vediamo questa signora Anna se ci risponde. Pronto? Buongiorno signora Anna, come state? Bene, grazie. Che piacere sentirvi, come state? Nonostante la vostra età, ogni volta che vi chiamo siete una persona bella, fresca e tosta. Questo è l'importante. Che facevate di bello? Mi organizzavo per la giornata. Signora Anna, io vi devo chiedere un piccolo consiglio, poi vi lascio perché io sono un poco turbato e disperato. Sono circa... vi dico la verità, ma ve lo dico come se fossi un figlio vostro, no? Perché io voglio sapere se può esserci qualche sentore di allarmismo, se devo allarmarmi. Sono circa 2 mesi, no? Mo è venuta l'estate, ok? Che io ritorno a casa e mia moglie, nel momento in cui io la cerco, capitemi a me, mi dice sempre che ha mal di testa. Voi ditemi, da donna esperta, ditemi che cosa devo fare. Scusate, ma io non mi ricordo il vostro nome. Sono Mario. Mario? Mario De Senco. Però signora, al di là di questo, quella mo sta tornando, non mi dite niente, prima che torna, datemi questo. Ma noi ci conosciamo? Sì, come no? Ma signora. siete sicuri di aver fatto il numero giusto? Signora, ma voi state a via Caruso Settimio Saver? Sì. Stiamo a casa, non mi dite niente, che le stavo tornando, datemi questo consiglio, vi voglio bene. Come un figlio, mi devo preoccupare. È come un figlio, vuol dire che non vi comportate bene. No, signora, non mi sono spiegato. Che? Allora, i soldi a casa e porto, e creature porto per tutto parte, va a cannanza, va a carete, poi appena va vicino a essa, a un certo punto capitemi a me, stammi in dolietto. Amore, vieni qua. E che le vicino a me. Qualcosa che non va, comportatevi bene. Ma perché non può essere che essa che si comporta malamente? No. Perché? Che ne sapete? Perché si tiene famiglia, tiene criterio. Lo so. E non ci capite, non può essere essa che sta senza criterio. No, perché? Sicuro di no. E perché, scusate, voi non ho capito, signore, per mica è donna, allora mi faccio essere per forza io mi sto comportando bene. Sì. E datemi un consiglio. Sì. E che devo fare? Datemi un consiglio. Vi devi comportare bene. Ma io mi comporto buono, guarda, io ho mortato pure i fiori stamattina. Però tutti i giorni. Allora, signora, poi vi lascio perché sento che avete da fare. Stamattina sono andato ad accompagnare i bambini a scuola, ok? Sentite, ma io tengo da fare. E lo so, ma voi volete fare i numeri? No, l'ultimo consiglio. I numeri, signora, voglio bene. Mi ci ha buttato i fiori stamattina. E che le comunque faccia? Vediamo un po'. La signora Adriana. Pronto? Buongiorno, chi è la signora Adriana? Chi è lei? Signora Adriana, buongiorno, sono Enzo. Enzo chi? Enzo lo salumiere. Lo salumiere. Enzo Salumiere? Signor, scusate se vi chiamo, sono rimasto a capo praticamente a via Vesuvio. Signor, io vi faccio chiedere una piccola cortesia, mai per comando, perché non mi promettesse mai. Come mi devo comportare con mia moglie, sul fatto che io la cerco e che non me la trovano più? Che cosa? Allora, praticamente ve lo spiego brevemente perché non ho molto tempo e voi sicuramente avete da fare e io devo andare a consegnare le spese. Che cosa è successo? Che ogni sera che io torno a casa, sono circa un paio di mesi, ok? Io vado vicino a mia moglie e la cerco, capite? Ma a me, in dolietto. Perché lei mi dice vicino a me, no, c'ho mal di testa. Secondo voi mi devo preoccupare? Sincera però. No. Siate sinceri, da donna, che sono una Ma chi femmina. è? Signora, aspetta, chi sono? Chi sono? Gratamelo consiglio, che le ha dato una mano in da stanza. Aiutatemi, vi sto chiedendo una mano umilmente, mi devo preoccupare? No. E datemi un consiglio, che devo fare? Ma tu chi sei? Che ne sai? Signor, chi sono? Voi per esempio, è mai capitato che... Ma io non vedo. Allora, signora Adriana, voi per esempio, quando non avevate voglia, no? All'epoca, perché mo parliamoci chiaramente, mo si è chiuso proprio. Quando voi all'epoca non avevate voglia, che gli dicevate che avevate mal di testa? Come facevate? Per capire mia moglie? Ditemi. Ma quando mai? Ditemi, non lo facevate? O stavate là ferma come una mummia e chi lo faceva? Non faccio niente, capito? Signora, forse non mi sono spiegato. Il mio è un semplice Ma chi consiglio. siete voi proprio? Enzo, quello che fate in tu Salomir Cabaci. Il pizzicano, un giovane poi, dai 50 anni, non ci metto tu ne fa niente, però i soldi a casa li porto. Quando è stato ieri sera per l'ennesima volta, nel momento... Ma che ne cose? Signora, non li conosco, basta, signora, buongiorno. per favore, signora. Signora. Non lo so,